Ok, allora, sono contento di ritrovarvi. Andiamo a vedere il mercato britannico. Prima domanda importante. Quanti britannici ci sono qua? No, dico per evitare di fare delle gaffe. Sì, ma questo è tedesco a poco, già ormai è sardo. Ok, allora partiamo da un elemento molto importante, il mercato britannico. Perché è importante per voi? Perché questi sono quelli che inventano, questi sono quelli che marcano il trend. Nel turismo tutto lo hanno inventato i britannici. Anche a voi venne scoperto. Pertanto è molto importante tenere sott'occhio questo mercato, perché che cosa succede? Questi inventano il dynamic packaging, la spacchettizzazione, il turismo individuale, lo hanno inventato questi, e il turismo di pacchetto uguale. Dopo arrivano i tedeschi, copiano, ma con 3 anni di ritardo. Ok? Sì, mi spiace, avete comprato la Thomson, però l'avete comprato perché loro erano bravi. Ma non ho finito ancora. I tedeschi, ma adesso sto parlando sul serio, ok? Cioè il mercato britannico è quello che è sempre avanti, d'accordo? Dopo arrivano i tedeschi con 3 anni di ritardo, arrivano normalmente i francesi e gli spagnoli che copiano dopo 5 anni, noi in Italia siamo generosi, ce ne accorgiamo dopo 18 anni. Noi continuiamo ancora a ragionare con la logica del pacchetto, questi già, che sono quelli che l'hanno inventato e come vedrete sono quelli che ancora hanno i tour operator di pacchetto, lo hanno già lasciato indietro. Ok? Andiamo a vedere questo mercato e qual è la ipotetica ripercussione per la Sardegna. Vedremo fondamentalmente nel tempo che... Lucio, tienimi i tempi, fammi la cortesia. Questi sono gli argomenti sui quali ragioneremo oggi. Allora, perché è interessante? Perché è un mercato che cresce, fanno figli. È uno dei pochissimi mercati in Europa dove la prospettiva di crescita è, come dire, costante, come vedete qua. Cioè, a partire del 2000 cominciano a crescere nel numero di abitanti, ok? E ci porta a un fatto che sono quasi 70 milioni, più o meno 20 di più di noi. Ma soprattutto l'aspetto importante, non si vede bene qua, è la piramide di età, nel senso che hanno molti turisti che vanno dai 35 fino ai 55, la cosiddetta generazione X, per capirci, il turismo familiare, ma anche il turismo delle coppie. Teniamo conto che in questo momento la maggioranza della popolazione ha, come vedete qua, scusate che spengo il cellulare, se no... Silenzioso. Ok. La maggioranza della popolazione, come vedete, è situata in questo range che va dai 45 ai 55 anni. Pur avendo in qualche maniera una situazione economica stabile, come vedremo, hanno una caratteristica: viaggiano tanto. Questi da maggio a fine ottobre viaggiano. Più o meno è abbastanza sbilanciata la situazione fra maschi e femmine, ma soprattutto dove andare a beccare i turisti. Fondamentalmente il mercato è strutturato a partire di alcune grandi città. Il 89% sono gente che vive in città, le campagne hanno poca importanza.
Pertanto, e questo è molto importante, perché i tour operator sono organizzati fra grandi tour operator e i tour operator locali, che hanno la sua propria clientela e che li troverete ovviamente in Manchester, in Londra, meno, Liverpool, Sheffield, Birmingham, Leeds, Newcastle, eccetera, dove curiosamente ci sono gli aeroporti con un grandissimo traffico charter. Dove c'è meno traffico charter è negli aeroporti di Londra. L'area più popolata è, diciamo, il Grid London, con 10 milioni di abitanti, dove la maggioranza, lo vedremo dopo, la maggioranza dei turisti di outgoing sono di quella zona, e la seconda Manchester. L'altro ragionamento da fare è la situazione, diciamo, socio-economica. Hanno un tasso di crescita del PIL dell'1,5, prendendo un'economia che, pur avendo dei problemi, va avanti. Hanno una capacità, un reddito pro capite medio di quasi 40.000 dollari, non sono ricchissimi, ma è importante. Ma l'aspetto più importante dell'inglese è che per loro hanno nella loro mentalità di vacanza, di famiglia, per capirci, loro hanno 3 spese importanti che possono in qualche maniera fare nell'arco dell'anno. La prima è: cambio o non cambio macchina? La seconda è: cambio o non cambio casa, affitto, compro, eccetera. La terza sapete qual è? Dove vado in vacanza. Pertanto, se non cambio la macchina tutti gli anni e non cambio di casa tutti gli anni, la spesa più importante di una famiglia britannica è la vacanza. Ok? Per loro è sacro, è un must. Lo quale ci porta al ragionamento di capire, come chiedeva in qualche maniera Lucio, impatto della Brexit. Cosa accadrà? Posso essere un po' stronzo? Per la Sardegna non credo che più di tanto, perché ne abbiamo 4 gatti. Perché non vengono? Dopo andiamo a vedere perché, ok? Per altre destinazioni, Baleari, Malta, eccetera, c'è preoccupazione. Perché? Ma c'è preoccupazione per un fatto, perché spesso in quelle destinazioni ci va la classe media, mentre che da noi il tipo di cliente che viene inglese è un po' più agiato, mettiamola così. Pertanto l'impatto può essere relativamente sopportabile. La preoccupazione oggi, nel caso delle Baleari, è che può darsi una caduta che vada dal 15 al 22% del flusso degli inglesi verso di loro, provocato fondamentalmente fino adesso non c'è stato molto impatto, ok? Perché avendo la sterlina e l'euro sono abituati alla fluttuazione. È vero che in questo momento l'euro è molto più alto che la sterlina, e questo ha portato dei problemi. Il problema potrebbe essere nel momento che l'Inghilterra o United Kingdom esce dell'Unione Europea e che si possono produrre rallentamenti sull'economia, lo quale andrà a incidere sulle classi medie. Però per il momento non c'è un impatto molto forte, neanche in Malta. Però che cosa può succedere fondamentalmente? Quello che sta cominciando a succedere a causa della Brexit è la incertezza, nel senso che diciamo, fra la società comincia a esistere, tenendo conto che quelli che viaggiano, come abbiamo visto, sono gente che vive in entorni urbani, e che quelli, diciamo, aree sono quelle che non hanno votato a favore della Brexit, cominciano a preoccuparsi sul fatto di quale può essere l'impatto economico della uscita d'Inghilterra dall'Unione Europea,
e che impatto può avere. Questo sta provocando diciamo un rallentamento nel ritmo di decisione di andare in vacanza. Questo è un mercato che prende la decisione di dove andare in vacanza 9 mesi prima. Ribadisco, 9 mesi prima. Con la incertezza si ritarda e quello che sta accaduto quest'estate fondamentalmente è che davanti al fatto che i tour operator non vendevano i pacchetti perché la gente non comprava per la incertezza, hanno fatto calare i prezzi. Pertanto c'è anche un elemento che è molto importante. Il 60% dei britannici vogliono viaggiare, vogliono fare vacanza. Pertanto, che cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere fondamentalmente che con la incertezza si riduca questo. Però l'elemento importante per noi è che la stramaggioranza di viaggi o delle vacanze che fanno i britannici hanno come destinazione per loro, diciamo, paesi europei e fondamentalmente Mediterraneo. C'è anche un aspetto molto importante che può giovare la Sardegna, che è la enorme preoccupazione, che è l'elemento primordiale che loro hanno di valutazione della destinazione, la sicurezza. Non dimentichiamo che loro hanno avuto dei problemi di attentati, eccetera, pertanto è fondamentale per loro questo. È il criterio number one che loro chiedono. Pertanto possiamo ragionare ipoteticamente sul fatto che come la Sardegna è una destinazione sicura, non ha successo nulla, grazie al Signore. Ok? Pertanto questo potrebbe essere un vantaggio competitivo che noi possiamo utilizzare. Ma attenzione, è il mercato che più utilizza l'online. Questi utilizzano il metodo ROPO, R-O-P-O. Sapete cosa è? Research online, purchase offline. Ok? Cercano tutta la informazione in internet. Sono molto, molto, molto attenti al value for money. Prima di decidere, se lo fanno con 9 mesi di anticipo. Guardano molto bene cosa hai, chi sei, cosa mi offri, perché, come, quando. Hanno un elemento importante anche questi. Si lamentano per qualunque cosa, ma non è che si lamentano, ti fanno causa. Peggio. Fino all'estremo di che il governo delle Isole Baleari ha fatto 15 giorni fa una legge che cambia il regolamento, perché c'era anche la logica di compro la vacanza, dopo mi lamento per qualunque cosa, faccio causa al tour operator, okay, che è quello che mi ha venduto il pacchetto, e il tour operator mi paga pertanto le vacanze gratis. E ci sono degli studi legali specializzati in questo che fanno la pubblicità. Ok? Non è un cliente facile. Pertanto, e perché questo? Perché l'83% delle famiglie britanniche ha la connessione internet in casa. Se aggiungiamo il fatto che quasi 44 milioni lo utilizzano costantemente, ma soprattutto 36 milioni fanno acquisti online, e quello che comprano di più è turismo. Ok? Bene, è un mercato che viaggia straordinariamente tanto, perché nel 2016 hanno fatto quasi
71 milioni di viaggi all'estero. Quanti milioni sono? Vi ricordate quanto? Vedrete che tutti i britannici vanno all'estero, tutti. Dimmi? Però in principio è che il britannico tutti vanno fuori, ok? Sono un po' come voi, sono isolani. L'unica cosa è che loro hanno delle connessioni aeree. Non è colpa dei britannici. Lo quale ha provocato più di 700 milioni di noti, lo quale vuole dire che la media più o meno di giorni che rimangono fuori per vacanza sono 10. Ok? Dopo vedremo esattamente il perché. La permanenza media è di 8 notti, con nel 64% sono motivi di, diciamo, di vacanza. Ma qui c'è un aspetto importante che vedremo dopo, che è una delle pecche della Sardegna. È molto importante il turismo residenziale, ovvero i britannici in pensione o quasi in pensione che si comprano la casa. Destinazioni Francia e Spagna. Noi non abbiamo questo mercato e questo ci sta penalizzando. Perché? Perché ci lamentiamo sempre della mancanza di collegamenti. Perché Ryanair, EasyJet, eccetera, eccetera, se lo può dire sicuramente Yarak, hanno una offerta di voli sulle destinazioni della Spagna e di Francia così alta e elevata? Per questo. Perché se i miei genitori sono pensionati e stanno in Malaga, Costa del Sol, perché a papà le piace giocare a golf, cosa succede? Che se io voglio andare a vedere i miei genitori, mi prendo l'aereo e sfrutto e mi faccio il weekend o i 3 o i 4 giorni. Ok? E come la casetta, perché le casette che hanno sono piccole, ok? Devo andare a dormire in albergo. Pertanto c'è una elevata, lo vedremo anche con il dettaglio, componente di viaggi all'estero, di vacanza, ma che vanno a dormire o per la motivazione è visita gli amici, friends and relatives. Ok? Questo è uno dei problemi che in qualche maniera va a incidere a restare attrattività della Sardegna rispetto ai concorrenti. Ok? Bene. E il 76% viaggiano in, diciamo, destinazione Europa. Mercato number one, Spagna, 11 milioni di arrivi. Secondo mercato, la Francia, 6 milioni di arrivi. La Francia vuole dire soprattutto la zona Bretagna e Costa Azzurra, ok? E da noi vengono in totale 2,1 milioni di inglesi. Però questo è molto importante, loro fanno molte vacanze, ma la destinazione prioritaria delle vacanze che loro fanno, per più del 60%, è turismo domestico. Vanno a farsi le vacanze a Blackpool, sulle loro coste, molto turismo interno rurale, nei cottage, eccetera. Questo normalmente non è la vacanza principale. Tutto il resto che vedete qua, questi diciamo 11 milioni, cioè 11 più 6 più 2, normalmente ho la vacanza prioritaria, la importante di estate, più almeno una vacanza breve. Tutto il resto di vacanze brevi loro li fanno internamente. Ok? Fin qua tutto chiaro? Domande? Bene. Allora, aspetto molto importante, il 50% dei britannici fa vacanza short break, vuol dire che il 50% degli inglesi, oltre alla vacanza principale, fa almeno una vacanza di massimo 3-4 giorni
all'anno, destinazione Europa. Fondamentalmente il prodotto che loro cercano in questo caso sono dei due tipi, o balneare o diciamo città sport natura. Vuol dire, è un mercato, cioè, non è un mercato generalista, non è il mercato italiano, è un mercato che, se io sono un appassionato della botanica e dei giardini, mi farò una vacanza di 4 giorni per andare a vedere i giardini. Ok? È un mercato, lo vedremo dopo, ci sono 70 tour operator di special interest, cioè di turismi. Cioè, c'è il turismo del wellness, il turismo botanico, ci sono, che a me mi piacciono un sacco, i cosiddetti tour operator di Battlefield Tours. Sapete che cosa sono? Tu lo sai, ma il resto? D-Day in Normandia e non solo, il Somme, il fronte italiano, cioè, seguono tutto quello che è i campi di battaglia, la storia. Evidentemente, cioè, chi ti accompagna? Non la guida turistica della Sardegna, ti accompagna il guida turistico specializzato che sa la raba e la fava di Rommel o di quello che è successo. Questo è il livello. Ok? Cioè, è un mercato non eccessivamente redditizio, se vogliamo, però è un mercato che funziona molto bene, ma vogliono un prodotto turistico concreto e specifico. Pertanto, come stiamo vedendo, c'è anche un aspetto molto importante, e sta cominciando a crescere il turismo dei millennials. Mi collego a quello che dicevo all'inizio diciamo del fatto che inventano, ok? Voi sapete qual è la compagnia di crociere più importante che c'è in Inghilterra? Cunard. No. P&O, a parte la Cunard non esiste perché è stato comprato dalla P&O tanto tempo fa. Non volevo dirlo, però sì. No, la Royal Caribbean è americana. Ormai sono anche la costa è americana, ragazzi. Non lo sapete? No, la Thomsons, ovvero la TUI, il tour operator. Ma sapete perché, ragazzi miei? Sapete perché? Perché questo hanno capito che per la vacanza balneare dei 15 giorni il competitor erano le crociere. Tutte quelle crociere che vedete che arrivano al porto di Cagliari con la cimenea, come si chiama? Dove c'è il fumo? E il camino, quelle dipinte di blu con quella sorriso, quello la TUI. Sapete cosa vendono questi? Qual è il pacchetto? Una settimana in albergo e in spiaggia e una settimana in la nave. Ah, sono avanti. Ok? Hanno capito che il mercato principale del turismo balneare sta cambiando e perdevano clienti e ci sono inventato questo prodotto che fanno tutti i tour operator. Tutti hanno, ovviamente affittata, non è che hanno le nave proprie, hanno questo prodotto che sta andando dietro la TUI tedesca con le AIDA, con le diverse navi AIDA. Perché è importante guardarle? Ribadisco, sono avanti, ok? Allora, cosa fanno in vacanza? Qual è la motivazione? Per più del 45% la motivazione di andare in vacanza è andare a visitare gli amici, genitori, quello che vi sto dicendo.
come il mio amico si è trasferito qua o là e sfrutto il viaggio e vado lì. Secondo motivo è il mare, 44-45%, sai, la ragione fondamentale che lo interessa è il mare, ok? Facciamoci la domanda, se gli interessa il mare, perché non vengono in Sardegna? Uno, perché non hanno gli amici, brava, brava. Seconda motivazione? I voli diretti non è un problema, perché loro funzionano con i charter. Ragazzi, non è un problema di collegamenti. Scusate, non so come si dice in italiano. Ci sono due modi di ragionare, ok? Metto il bue davanti al carro o metto il carro davanti al bue? Voi mettete sempre il carro davanti al bue, ok? Ragazzi, non è un problema di voli. Se c'è domanda, mettono i voli. Bravissimo, non sanno che esistiamo. Seconda, il nostro prodotto balneare non è montato per gli inglesi, perché loro lavorano con la logica dell'all inclusive. Ok? E il divertimento, il nostro prodotto, noi vendiamo quello che a noi ci sembra ci piace, non quello che loro vogliono. Qui è il problema, e qui la difficoltà che noi abbiamo e avremo come Sardegna per attirare gli inglesi, che non è un problema di prezzi, è un problema di quello che noi vogliamo che vengano a fare. A loro la nostra cultura nuragica non li fotte un tubo. Come? Vabbè, sì, ok, siamo d'accordo, non discuteremo, però è uguale. Scusami, loro hanno Stone Age. Lo so che, ma guarda, iniziamo con il celodurismo. Io non ne sto dicendo che non sia importante, sto dicendo che, ragazzi, a loro non le posso andare a vedere, vieni a vedere le mie pietre, perché ti risponderà, anch'io ne ho. Quello che ti chiedono è, che cosa vengo a fare? Ok? La nostra problematica è che il nostro prodotto è poco adatto a quello che loro cercano. Gli sto parlando fondamentalmente del turismo familiare, lascio stare il turismo dei giovanotti, i young, dove non ci siamo, perché quelli vogliono divertimento alla grande. I birra, è roba più seria, ok? Qui abbiamo un problema. Seconda cosa, viaggiano però per motivi culturali e anche per l'enogastronomia, come vedete quasi il 30%. È gente che gli piace l'outdoor, le camminate, le biciclette, ci sono, come vedremo, tour operatori specializzati soltanto in questo. Martin Randalls è un grande tour operator che fa soltanto questo. Rambles of Road, gente che ti fa roba molto ben fatta, ok? Importantissimo il weekend in città, il city break, e diciamo tutte le altre situazioni che vedete qua. Andiamo avanti. Quante vacanze fanno? Il 71% fa almeno una vacanza all'anno. Vuol dire che il 70 milioni almeno una vacanza me la fanno. Però il 50% me ne fa due. 35 milioni di inglesi fanno 2 vacanze all'anno. E il 34-35% 3 vacanze. Questi, faccio una battutaccia, lavorano poco, sono perennemente in vacanza, e guadagnano bene, esatto, vivere là è anche caro, ok? Però è un mercato disponibilissimo, ok? Quando fanno vacanza? Allora, fondamentalmente la vacanza principale per loro è l'estate. Attenzione, per loro l'estate inizia a maggio. Non è un mercato come da noi
che fa tutto nel mese di agosto. Loro cominciano a fare la vacanza principale dal 1° fino al 31 ottobre. È un mercato molto destagionalizzato. E soprattutto con la punta fondamentale a luglio e fino al 15 d'agosto. È uno dei pochi mercati, o è l'unico, che ancora fa 2 settimane di vacanza al mare. L'unico. Tedeschi già un po' meno, ok? E soprattutto è un tipo di mercato che le piace il mare nell'inverno, chi va a sciare va a sciare, molti però sfruttano le vacanze, la settimana bianca, per andare al mare. Dove vanno? Canarie, Capoverde, Caraibi. Pur essendo una isola, la vacanza balneare è un must per loro. Ok, c'è un fenomeno molto importante, dove se noi fossimo bravi possiamo cavalcarlo, che è il fenomeno delle staycation. Sapete che cosa è? Dimmi. No. È fatto di 2 parole. Staccare, vacanza. No, staycation. Loro lo chiamano staycation. Ok? Per loro la vacanza è staccare dalla sua quotidianità. Si prendono un volo a 50 sterline. È evidente che ti fanno 2 giorni. Questo fenomeno, che è cominciato più o meno nel 2010, era concentrato in Inghilterra. Si dà fondamentalmente in 3 grandi città: Londra, Manchester e in Glasgow, dove la gente, climatologia, lavoro, che cosa fa? Scappa, si prende il weekend, li mette un giorno, eccetera, e scappa. Il concetto è staccare dalla mia quotidianità. Prima si faceva internamente per la crisi economica, oggi si fa andando all'estero. Problema che cosa hai bisogno per diventare una destinazione di staycation? Fondamentalmente collegamenti aerei. Ok? Però è un trend che va in crescita. I dati dell'ufficio delle statistiche britanniche dice che più del 20% dei britannici fa questo comportamento oltre alle sue vacanze. D'accordo? Bene. Come viaggiano? Ovviamente il 77% in aereo. Sono una isola. Dove nel caso britannico, destinazione in Europa, è la stramaggioranza. Ma attenzione che del totale degli inglesi, o di britannici, non inglesi britannici, che volano per motivi di vacanza, eccetera, fondamentalmente ne utilizzano le low cost. Perché? Perché la sua logica è quella di pago poco per volare e spendo in destinazione. Per loro è facile, perché tutto il traffico turistico sempre si è fatto con le charter, pertanto, come dire, sono mentalmente abituati a questo tipo di servizio un po' leisure. Quanto spendono? Tanto. E dove spendono? Fondamentalmente le prime destinazioni dove vanno è la Spagna, dove lasciano più o meno nelle casse del settore turistico spagnolo più o meno 8 miliardi di sterline. 3 miliardi più o meno nel caso della Francia, a noi ci lasciano soltanto 2 miliardi più o meno. Okay? Spendono per notte
di media, cioè di giorno, cioè per giorno di permanenza, 60 sterline, più o meno 110 euro. Non è male. Non è male. Dimmi? Pendono di meno. Sa, questi, attenzione, come dire, spendono poco per dormire, ok? Tanto per fare delle cose, tanto per mangiare, tanto per bere. Ok? Fin qua tutto chiaro? In che cosa spendono, come vedete? Beh, il 19% della spesa, dei 110 euro, in dormire. Il 14% è in intrattenimento, servizi, escursioni, eccetera, eccetera. Come vedete, un 9%, come vi diceva, in bevande e tabacco, e diciamo tutto il resto. Per dire, qui si conferma quello che vi dicevo. Per l'inglese la vacanza è la spesa importante. Questi dedicano un budget familiare alle vacanze, ok? È un mercato che continua a funzionare. Quali sono i maggiori bacini outgoing, come vi dicevo? Beh, fondamentalmente Londra emmette più di 16 milioni di turisti anno, 46 nel caso concreto generale, togliendo Londra, l'Inghilterra, eccetera. Pertanto, da dove mi arrivano a noi? Dei nostri più di 2 milioni di turisti inglesi, la metà, 1,2 milioni, sono di Londra. Vedete che come Italia lavoriamo poco sul resto dei mercati, mentre che i nostri competitor, pur lavorando molto in Londra, hanno mercati molto molto più diversificati. Come vedete, lavorano parecchio nella zona dell'East Midlands, diciamo tutta questa zona che abbiamo qua, che è dove c'è i bacini di outgoing oltre Londra più importanti. Come sono? Qual è l'identikit? Allora, di quelli che viaggiano, il 40%, scusate, il 37% sono, diciamo, impiegati, gente che ha, come dire, in qualche maniera, lo stipendio fisso. Ok? Un 24% sono dei professionisti manager e un 40% diciamo è livello sociale, economico, eccetera, leggermente più basso. Quello che è importante da capire qua è che in realtà, se osservate, mi collego a quello che vi dicevo, che la repartizione vuole dire che gli inglesi, indipendentemente dalla classe sociale che siano, vanno all'estero a fare le vacanze. Come viaggiano? Questo è importante. Già che è uno dei pochi paesi europei che cresce come popolazione, vuol dire che fanno figli. Pertanto il 43% dei turisti inglesi fanno la vacanza con i bambini, con la famiglia. Pertanto mi cercano strutture e alberghi con servizi per la famiglia. E lì dove noi zoppichiamo. Che cosa vuol dire questo? Baby garden, divertimento per i bambini, attività per i bambini, eccetera, eccetera. Questo è un elemento fondamentale per loro. Ok? Un 36% viaggia in coppia, prevalentemente questo è per i weekend, cioè per la vacanza breve, mentre che il 43% è la vacanza principale. E un 29% gruppi di amici, eccetera. Vuol dire che fondamentalmente diciamo, più o meno il mercato è distribuito in prodotto per famiglie e prodotto per coppie. Ok? E che tipo di domanda c'è? 3 tipi: turista di pacchetto, turista indipendente e diciamo il viaggiatore, l'esploratore. Turismo di pacchetto. Come viaggia? Normalmente richiede pacchetti che prevedano o che siano impostati come turismo per famiglie o per andare con la coppia. Cresce moltissimo il concetto all inclusive. Perché nasce? Nasce per il turismo di famiglia. Perché io parto più o meno sapendo quanto spenderò.
ok? In contrapposizione cosa sta accadendo? Che per le copie quello che funziona sono gli alberghi o i prodotti turistici adults only. Lo so, mi piace un sacco a me. Non supporto i bambini urlanti. Ok? Mentre che il turista, diciamo, che non funziona che non viaggia con pacchetto, eccetera, è un turista che si muove o in coppia o con un gruppo di amici. La vacanza principale è per il turista di pacchetto, normalmente come famiglia, la vacanza, diciamo, di estate, quella principale, con la motivazione relax, balneare, con un pezzettino di escursioni di cultura, eccetera, eccetera. Vedi come le pietre vanno anche bene? E i nuraghi? Non mi caga, per uguale. No, no, tranquilla, ok? Però, quando è il turista indipendente che si auto-organizza, mi compra l'albergo in Booking, si compra il volo di EasyJet, Ryanair, Jet2, eccetera, quello che mi fa la motivazione è diversa. Non è più il relax, sono prioritariamente fare delle cose, esperienze. Il turismo esperienziale lo hanno inventato questi, gli inglesi, i britannici, ok? Anche un po' di cultura, eccetera. Come vedete, fondamentalmente, nel caso del turista di pacchetto, il meccanismo è il ROPO, cerco informazione online, ma vado a comprare offline in un'agenzia di viaggio, ok? Perché voglio conferma, perché se vado con i bambini 15 giorni, voglio capire bene, voglio avere una faccia davanti che mi dice sì, no, eccetera, eccetera. Tutto il resto di vacanze online. E che cosa cercano? Quali sono gli argomenti di decisione? Nel caso del turismo balneare, pertanto di pacchetto, facilità, comodità, tranquillità e soprattutto value for money, che quello che compra corrisponda alle mie aspettative. Mentre che quando vado a guardarmi le richieste dei turisti individuali, fondamentalmente la flessibilità. Come voglio fare delle cose, voglio fare delle esperienze, non costringermi a pacchetti, mi organizzo. Lo stesso succede con il caso del turista, diciamo, giovane, fondamentalmente l'esploratore è quel giovane, eccetera. Pertanto quello che cerca è il viaggio slow, di rapporti, eccetera, eccetera. Ok, le motivazioni principali di viaggio. Innanzitutto la principale è il relax, riposarsi, che è la motivazione della vacanza principale, ma quello che vi stavo dicendo prima con questo fenomeno delle staycation, che è quello di stroncare la routine quotidiana. Chi di voi ha vissuto in Inghilterra? Com'era la tua vita là? E la tua? Cioè, poco divertente. E chi altro alzava la mano lì? Tu? Eravate dei giovani, mica siete andati con l'Erasmus voi. Quello non vale, non conta. Bene, così hai imparato che cos'è il turismo. Ma com'è la vita media, com'è il quadro di vita di un britannico medio? Lei l'ha spiegato bene, si alzano presto, prendono il treno, vanno a lavorare, lavorano, all'una si fermano, mangiano panino, ok? All'1:30, 2 riprendono, fino alle 5 riprendono il treno, pub, vanno a casa e cenano e vanno al pub o alla inversa, pub e dopo quando sono ubriachi arrivano a casa. E un giorno, e 2 giorni, e 3 giorni, e 4 giorni, con una bellissima temperatura. Un sole della Madonna. Ok?
Ecco, è il massimo il fish and chips che io adoro, però tutti i giorni. Scusate, questi tizi, dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi, come dirti, non è che cominciano a dire mi piacerebbe andare in Sardegna. No ragazzi, questi dicono io scappo, vanno in internet, si comprano un biglietto e si vanno a fare una vacanza, staccano. Dimmi. Guarda che per gli inglesi il turismo balneare è il cosiddetto turismo delle 4S. Sapete quali sono? Sì o no? Come no? Sun di sole, sand di sabbia, sea di mare. Allora il mio maestro, che era un tour operator britannico, il quale mi ha insegnato tanto, sempre mi diceva, senti Joseph, qui c'è un elemento fondamentale nella vacanza perché non si lamentino, che trobbino. Ok? E dico, scusa, non è problema nostro. No, ma noi dobbiamo contribuire. Ragazzi, questo mio amico a 52 anni è andato in pensione, va bene? Il conto corrente ha un sacco di zeri, non di euro, di pound, ma vi parlo tanti anni fa. Genio. Vabbè, comunque andiamo avanti, il buon Tony. Allora, andiamo avanti. Quello che è un aspetto molto importante è che viaggiano con la famiglia, pertanto l'elemento decisionale per loro è i servizi e che cosa la famiglia farà da te. Le attività in destinazione sono molto importanti. A questo aggiungiamo anche che per loro la cultura è importante, ma non è il motivo principale della vacanza. Se noi possiamo avere un sacco di pietre, tanti nuraghi, tanti musei, parlo in generale sull'Italia, non basta per deciderli. A loro interessa quello come complemento che mi fa decidere fra uno o l'altro, ma la motivazione principale è mare, balneare. Ok? Quali sono i fattori di scelta? Allora, prima cosa, il tempo. Il tempo. Questo sta portando però a un problema, per esempio questo anno. Ha provocato un problema nel mercato britannico, che come le temperature erano elevate e c'era il sole, sono usciti meno britannici a fare vacanza perché sono rimasti in casa e andavano alle loro destinazioni, perché loro hanno destinazione balneare, ragazzi. Mar del Nord, Atlantico, Blackpool, Newschool, eccetera, eccetera. Alcune anche carine, un altro mondo rispetto a noi, però per loro il fattore fondamentale è il tempo. Secondo fattore, che ci siano delle attrazioni turistiche, non vuol dire musei, vuol dire attività. Terzo, che diciamo la bevanda, cioè l'alcol abbia un prezzo calmirato, moderato, ok? Con anche la possibilità di mangiare roba tipica, eccetera. In minore misura, soprattutto sui segmenti più giovani, l'incontro con il capire la tradizione locale, eccetera. Gli piace molto gli spettacoli folcloristici. Altro aspetto molto importante è il comfort nelle strutture ricettive e i servizi nelle proprie strutture. Oltre al fatto di, dall'albergo dove sono, poter andare a visitare e fare delle escursioni, perché si stanno 10-15 giorni in destinazione, dopo un po' si sono arrostiti, qualche giorno vanno a fare qualcosa. E finalmente sono abbastanza attenti, non tanto come i tedeschi, ma a quello che è l'ambiente. Ok, e dove vanno a dormire? 40% degli alberghi, questi sono comodi. Ok? Secondo aspetto importante, quello che vi dicevo, le case degli amici, i residenti, eccetera, tutti quelli che hanno le case fuori. E 12-13% sui campeggi, però è cliente fondamentalmente di albergo.
non è un cliente che va bed and breakfast, né case, né Airbnb, eccetera, è la vacanza principale all'estero. Ci vanno internamente quando fanno la vacanza 2 giorni da loro, ma all'estero vanno in albergo. Ok? È così. Bene. Come viaggiano? Fondamentalmente con pacchetto. E il 51% viaggia comprando il pacchetto, che vuole dire trasporto più sistemazione, e vuole dire generalmente charter. I grandi tour operator hanno i charter. Per alcune destinazioni da anni stanno lavorando sul fatto che ti fanno il pacchetto ma ti mettono dentro il biglietto low cost. Cresce la tendenza però, e questo è importante, alla vacanza auto-organizzata, che ormai rappresenta il 22% del totale dei viaggi. Questi sono dati del 2017. Ma soprattutto abbiamo 2 livelli diversi. Il pacchetto chiuso, ok? Una settimana, 10 giorni, 15 giorni, albergo, spiaggia, più il charter, d'accordo? Quello che è in crescita notevole è il pacchetto dinamico, il dynamic packaging, ovvero l'agente di viaggio ti prende, tu, anche online, ti prendi gli alberghi che vuoi, ti prendi il volo che vuoi, di quello che hai, non è che puoi andare, tu hai l'elenco di alberghi inseriti nel programma della, della MyTravel, ok? Tutti la programmazione di charter della MyTravel, mi faccio il mio pacchetto, ok? Oggi rappresenta questo più o meno già il 30% del totale dei viaggi di pacchetto. E come si informano? Beh, il 60% le raccomandazioni degli amici, ma un 42% online e un 39% a partire da quello che è la propria esperienza. È uno dei pochi mercati dove ancora c'è un elevato indice di fedeltà alla destinazione e agli alberghi. Se io faccio la mia vacanza con i miei bambini e mi trovo bene, ho mangiato bene, ho bevuto bene, mi hanno trattato bene, ho pagato il giusto, eccetera, è un tipo di gente che rimane fedele. Okay? Per questo ha questa impostazione del 39%. Un 18% attraverso informazione di social media, eccetera, come anche, e questo è importante, un 17% cerca la informazione nei siti web delle destinazioni. Ok? Perché? Perché secondo voi? Perché loro sono gente seria e loro dicono: tu sei l'amministrazione, mi dai tutta l'informazione, pertanto è garanzia. Hanno questa tendenza. Bene, detto questo, quali mezzi, quali sono i canali? Come vedete prevalentemente nel 51-52% i tour operator. Molto i tour operator online, perché i tour operator classici ormai vendono prevalentemente anche online. Compro online e vado a prendermi tutta l'informazione, i biglietti, eccetera, nella rete di agenzie dei tour operator, pertanto pago offline. È importante anche lì, nel caso quasi il 25% il tour operator, compro per telefono. C'è un tour operator che si chiama Direct Holidays che funziona soltanto tramite telefono. È un modello, un tour operator di questo mio amico che vi dicevo, mio maestro, dove sono talmente bravi che vi racconto il suo modello di business. Loro lavorano soltanto nell'area di Londra, ok? Fanno la brochure, lavorano Mediterraneo, fanno la brochure, distribuiscono la brochure nelle stazioni non della metropolitana, dei treni.
perché una percentuale elevatissima di inglesi o britannici lavorano a Londra ma vivono entro 50 km attorno a Londra e si muovono in treno. Pertanto la logica è: io esco di lavorare, vado a casa, mi prendo la brochure, ho un'oretta da sfogliare, ok? Vado a casa, a cena, ne discuto con la famiglia, magari lo guardo nel pub, discuto eccetera e decido. Bene, sapete a che ora inizia il call center a lavorare? Alle 18 e finisce alle 3 del mattino. Perché? Perché il ragionamento è semplice: me lo guardo mentre ceno, sono in bar eccetera, ho voglia, alzo la cornetta, chiamo. Però c'era un problema. Il problema è come ti faccio arrivare la documentazione, i biglietti, le assicurazioni eccetera. The Royal Mail funziona molto bene, niente a che vedere con le nostre poste, ok? Ma sai, ti ho dato, non c'è una faccia, ok? E questo ha mandato in tilt il business model. Cosa hanno fatto questi? Hanno creato una rete fisica di gazebi distribuiti in questa zona, dove tu fai la prenotazione e ti dicono: bene, lei dove abita? In questa zona, in questa città. Ok, dopodomani lei può andare da quest'ora a questo indirizzo dove c'è la nostra persona che ti consegna tutto. Pick up point, ok? E per risparmiare costi sapete che cosa hanno fatto? Come sono queste persone? Dei pensionati. Affidabili, rassicuranti e costano poco al tour operator perché come sono in pensione, ritenuta da conto. No, sono lì ragazzi, non è come da noi che gli inglesi sono gente seria, ok? Questo è l'ultimo tour operator che questo mio amico, questo mio maestro ha fatto, ok? Che ovviamente lo ha venduto oggi, è proprietà di Thompson's, ok? Bene, è molto importante anche la prenotazione nei portali di appartamenti, case, ville, eccetera, vedete quasi il 20%, eccetera, eccetera. Ma soprattutto qui importante il tour operator. Guardiamo il caso italiano. Allora, da noi più o meno sono arrivati 4 milioni di britannici, fonti nostre, ok? Che però non quadrano con le fonti dei britannici, ci valgono 2 milioni. Ok? Se avete visto prima, l'ufficio statistico della Gran Bretagna mi dice che da noi sono venuti 2,6 milioni di britannici. Noi in Italia ne avevamo 4 milioni. Non so. Io sempre dico che in Italia nel turismo ci sono soltanto 3 certezze: la verità, le bugie e le statistiche. Puoi dire il cavolo che vuoi, che non succede mai nulla. Ok? Teoricamente noi stiamo avendo una crescita, parlo come Italia, però è interessante vedere il perché visitano l'Italia. Fondamentalmente per il mare, ok? 2 grandi destinazioni, da una parte la Sicilia, la seconda è la Sardegna. Il secondo argomento è l'arte e la cultura, le città d'arte, eccetera. Interessa molto il concetto del lifestyle. Il vivere all'italiana, le affascina questo, ok? E ovviamente la climatologia e, dolente o nolente, il fatto che ci sono abbastanza collegamenti aerei fra l'Italia e soprattutto Londra. Nel caso concreto, noi, rispetto, questo è molto importante, perché in questa serie di anni, dal 2012 al 2016, noi siamo il paese dei nostri competitor che più ha cresciuto nel volume di arrivi, nel senso che nel mercato spagnolo, che è importantissimo per loro, ovviamente per gli spagnoli, diciamo che la crescita è stato di un 32% in questi 4-5 anni.
Nel francesi no, lì si è fermato, è vero che loro vendono un'altra roba. Noi abbiamo cresciuto curiosamente molto, siamo il paese che è cresciuto al 55% in più, ma dove dobbiamo tenere attenzione è al Portogallo e alla Grecia. E soprattutto, e io perché ho insistito tanto tutti questi mesi a martellarvi che voi non sapevate che esisteva un'isola nel mondo che si chiama Malta e che loro hanno cresciuto al 42%. Quelli sono il nemico, ragazzi. Tu sì, però... Sì. Vabbè, era l'82, 94, no, Italia 90, 90. Vabbè, però ribadisco, ragazzi, se io devo di preoccuparmene come Sardegna, lascio stare la Spagna, quelli, come dirti, quelli giocano già nella Champions, ok? Portogallo anche, perché il prodotto è diverso, giocano nella Champions, e come dirti, in Serie A ci sono io, ma c'è la Malta che sta premendo per portarsi a casa lo scudetto, mercato britannico e altri. Sicuramente. Però ascolta, questo che stai dicendo tu è giustissimo, ok? Se fosse soltanto per il mercato britannico direi, sì, lo capisco. Il problema è che Malta sta andando a tutti i miei mercati, anche l'italiano. Mi spiego? Da tenere sott'occhio questa situazione. Allora, per noi è il quarto mercato. Noi nel 2017 abbiamo avuto 600, più o meno 630.000, 110.000 arrivi, che mi hanno prodotto più o meno quasi 630.000 presenze. C'è una buona crescita, vuole dire che in realtà il mio prodotto piace, c'è una buona crescita. 2 anni fa c'erano soltanto 84.000, abbiamo guadagnato 20.000 arrivi, che va bene, vuol dire che il mio prodotto può funzionare, ok? Però non posso non fare, perché come avete visto prima i competitor sono molto attenti. E dove vanno? Beh, secondo i dati della Sardegna per zone è abbastanza chiaro. La zona, diciamo, Olbia-Tempio, 50.000 arrivi, zona Cagliari, Sassari, eccetera. Sa, fondamentalmente è il ragionamento molto semplice, le 3 zone balneari classiche della Sardegna. Noi portiamo a casa turismo balneare, pochissimo turismo culturale, gastronomico, inglese, tutto quello che è il mercato delle tourist special interest non vengono da noi. Dove soggiornano? Il 45% dormono in alberghi, il 27% affittano delle case, 14% abbiamo degli inglesi che sicuramente hanno delle case qua e vanno bene, ok? Però ribadisco, questo è un fattore molto importante nel loro modello di fare vacanze, e un 14% bed and breakfast, campeggi, eccetera, eccetera. Allora, arriviamo a un punto dolente, i famosi voli, ok? Ma ne abbiamo. Ne abbiamo. E ne abbiamo con le destinazioni, o meglio detto, con i bacini di partenza loro. Per esempio, nel caso di Cagliari, Londra e Manchester. Nel caso di Olbia, Manchester, Olbia e se non ricordo anche East Midlands, Lucio? Voi avete Londra, Manchester, East Midlands avete o dove? Non avete? Invernali. Ok, e Berlino. Ma in Inghilterra l'estate avete anche? Per dire che in realtà collegamenti ce ne sono. Non siamo malmessi.
Il problema è che non conoscono il prodotto. È un mercato fondamentalmente organizzato, abbiamo visto che il 51% prenota tramite tour operator, ma attenzione, il resto, il 49% è individuale, si fa il pacchetto. Questo è un turista che non parte all'avventura. Questo è un turista che prenota tutto, anche le escursioni, le guide, anche quando va al bordello, lo prenota con anticipo. Dimmi. Vedete, la nostra logica di quando vengono qua, li spieghiamo tutto, racconta, le seduciamo, non funziona. Ok? Un 23% del 51%, pertanto un quarto di quelle che viaggiano in pacchetto, comprano il prodotto all inclusive. Il perché è molto importante, perché come viaggiano in famiglia e la vacanza è l'aspetto più importante, l'investimento più importante all'anno, dedicano un budget, loro vanno all'agenzia di viaggio e dicono io voglio spendere, io ho a disposizione, mi sto inventando, 5.000 pound, ok? Cioè, partono all'inversa di noi. Il ragionamento è, io ho questo, che cosa mi dai, dove posso andare? Per questo è fondamentale per loro il value for money. Ok? Bene, l'aspetto interessante, come vi dicevo, è che quello che interessa è sicurezza e il concetto del value for money, ma attenzione che questa logica del pacchetto è in crescita, è uno dei pochissimi mercati dove l'acquisto in pacchetto continua a crescere, a differenza di altri mercati dove va in diminuzione, eccetto in questo anno e l'anteriore in Germania che ha risalito. Però nel resto dei mercati cresce l'individuale, da loro quello che cresce è il pacchetto. Perché? Per questa logica che vi dicevo io del costo fisso e della sicurezza. Pensate che loro sono un mercato dove ogni anno qualche tour operator salta. Succede spesso che tu sei in vacanza, ti ha portato la Monarch 6 mesi fa e ti dicono ma mi scusi la Monarch non c'è più. E io come ritorno a casa? Cazzi tuoi. Ok? Per risolvere questo, perché sono gente seria, c'è una cosa che si chiama ATOL, che è una, diciamo, per ogni biglietto che io compro, una percentuale, un fondo, va lì dentro che serve per rimpatri, tutte queste situazioni. Allora, per loro la sicurezza è un aspetto molto importante a 360 gradi, non soltanto la sicurezza, diciamo, in destinazione. E arriviamo a ragionare in un mercato, vedete, estremadamente organizzato, dove, come nel resto dei mercati europei, c'è una diminuzione del numero di agenzie viaggi e tour operator, ma fondamentalmente agenzie viaggi, che sta calando. Ma nel 2010 ce n'erano 5.200, nel 2016 ne abbiamo 4.400, che è esattamente la metà di quelle che abbiamo noi in Italia. Noi abbiamo più di 8.000 agenzie di viaggio, loro ne hanno 4.000. E come sono? Tutte aggruppate a partire di queste logiche. Una, l'APTA, che ha 1.200 membri e che questi, diciamo 1.200, ma in realtà sono 5, gestiscono il 90% dei pacchetti turistici che sono in Inghilterra o in Gran Bretagna. Il 10% restante se lo distribuiscono questi 122 tour operator che vi dicevo prima, tour operator specializzato in bicicletta, camminate, viaggi botanici, crociere, cioè, questi sono specializzati su 2 rami, o attività o destinazione, ok? Bene. Quali sono i principali tour operator? Quelle che vedete qua, queste 5.
e vecchia Thomson, che in realtà è TUI, il proprietario è TUI, marchi commerciali diversi mantengono il Thomson, che muove 5 milioni di persone, così, ok? Dopo abbiamo Jet2Holidays, Jet2Holidays che è un tour operator dove la matrice però è una compagnia low cost che si chiama jet2.com. Il terzo è Thomas Cook che muove 2,3 milioni. Expedia, che lì in quel mercato non è soltanto mi vendi gli alberghi, mi vendi i pacchetti, ok? È un puro tour operator online. E il quinto, scusate, è On the Beach. I principali tour operator sono questi tre che vedete qua, che sono ormai così perché c'è stato processo di integrazioni, eccetera. Hanno una caratteristica, hanno una grandissima integrazione verticale, voglio dire, dal tour operator, la compagnia aerea, l'agenzia di viaggio, gli alberghi, hanno tutta la filiera, ok? Hanno, e questo è interessante, per le tipologie di clienti hanno sviluppato dei marchi di tour operator particolari, per i giovanotti che viaggiano per fare baldoria e festa hanno il tour operator del marchio specifico, per le famiglie, hanno segmentato il mercato a partire dalle tipologie di clienti e non è che mi vende Thomson. Thomson ha diversi marchi particolari che rispondono a questo. Pertanto ragionate com'è la vostra proposta, qual è la clientela e il segmento e avrete le idee chiare di qual è il tour operator al quale dovete andare a convincere. Sono, come vi dicevo, i tour operator specializzati dell'AITO, Association of Independent Tour Operators, che normalmente lavorano molto con il siti break e il turismo culturale. Due esempi, Martin Randall, Travel Editions, Kirker Holidays, che Michael Kirker è un tizio bravissimo, Sole e Spiaggia, Cuoni, Prestige Holidays, ma segmento lusso, non vendono quasi Italia, vendono pochissimo la Sardegna, ma sull'Italia siamo l'unica destinazione in queste programmazioni, turismo rurale, golf, crociere, eccetera, eccetera. E arriviamo alla distribuzione, mercato particolare, fatto di 4 tipologie diverse di agenzie di viaggio. Le prime sono le flagship, le multiple, ovvero le agenzie di viaggio che vendono soltanto i prodotti di determinati tour operator. Ok? Dopo abbiamo il supermercato del viaggio, ma veri supermercati, dove c'è di tutto. L'altra opzione sono quelle di le piccole che parlavo, le minimum agenzie di viaggi molto specializzate, golf, destinazioni, eccetera, e finalmente le poche che rimangono indipendenti, che non entrano in questi gruppi, eccetera, che si mettono d'accordo in consorzi per avere un certo potere di acquisto. È un mercato, vi do una raccomandazione che non un consiglio, lasciate stare questo, non andare a trovare se si viaggia a vendere, perché c'è il mercato lì, se volete qualcosa dovete identificare il tour operator che vi interessa e andare a convincerlo. L'agenzia di viaggio lavora normalmente, devo dirvi che più del 50% delle 4.000 che abbiamo visto oggi sono flagship, ovvero sono dentro le reti di tour operator. Ok? Bene, ma l'83% prenota online. I tour operator classici hanno sviluppato molto molto bene tutta la parte online, ti vendono la parte online direttamente, ok? Diciamo, qui è un aspetto anche interessante dove osservate che c'è una distribuzione per volume di età importante dai 25 a 35 anni e il 35% lo scorso ha prenotato la vacanza online. Fino a 44 anni il 26%, ma il resto diminuisce, ma va in crescita sicuramente
questo trend, come ormai sta andando in tutta Europa. Diciamo che è un mercato online dove però si utilizza, non dico relativamente poco, ma meno che in altri paesi, le OLTA. Mi cerco informazione e voglio prenotare direttamente alla struttura. Per favore fate i siti in inglese. Cercano informazione, non è gente che decide così. Non è che mi va a TripAdvisor a partire da quello che c'è TripAdvisor prenota, sino che va a guardare tutta la tua informazione, che va a comparare. Pertanto, succede spessissimo che già che sono nel sito dell'albergo, dell'attività turistica, eccetera, se c'è il motore di prenotazione, li prenoto. Ok? Ragione per la quale nel 67% dei casi di prenotazioni online sono direttamente al fornitore. Ok? Questi sono i siti di viaggio più gettonati, ovviamente TripAdvisor number one, Booking, Ryanair, eccetera, eccetera. Ma vedete, è tutta la logica di andare a cercarmi io e organizzarmi la mia proposta di vacanza. Per quanto riguarda qui è di informazione, qui è di prenotazioni, il number one è ovviamente Booking, seguito di Expedia, ma attenzione, questo è uno dei pochissimi mercati, non è il caso italiano, dove ci sono le OTA piccole locali loro, per esempio Banana Republic, Hostel Wall, Stay, Late Rooms, eccetera. C'è concorrenza anche fra i fornitori di camere, nel senso che gli operatori vanno a negoziare direttamente con le diverse OTA. Le compagnie aeree più importanti sono queste, che vedete qua. Molto importante il charter, anche per la Sardegna, ok? E niente, basta. No. Domande? Allora, noi abbiamo in generale un problema. Non c'è un concetto che per il britannico è fondamentale, certezza. Cioè il britannico ti dice, tu vuoi sapere, questo bianco o nero? Da noi in Italia lo sappiamo? Ok? Loro hanno questo, diciamo, concetto di costa 100, sono 100 e va bene. Da noi è 100 sì, ma dopo la marca di volo e dopo le deve parlare, non funziona. Questo è il nostro problema. Il mercato britannico questo è il problema. Non sono latini. È un problema, è una mancanza grave. Anche gli spagnoli sono latini, per cui evidentemente... Ma il mercato è gestito da inglesi, però guarda cosa è successo col timeshare, è tutto gestito da inglesi, per quello che sono Sì. In Spagna ci sono dei diciamo, quartieri, popolazioni, eccetera, che sono prettamente britanniche. Però, dov'è la differenza? Che è vero che inizialmente era un business gestito totalmente da loro, ma dopo l'hanno capito gli spagnoli e hanno messo al lato gli inglesi, lo gestiscono tutti loro. Domani ce lo racconterà Lozano, ce lo racconterà come funziona. Ragazzi, noi lasciamo passare il business, gli altri no. Dimmi. Hai parlato della destinazione degli inglesi verso le Canarie, no? Sì? Che a quello che sapevo io, sì, a quello che sapevo io era una destinazione anche per motivi di salute, non solo di benessere ma anche di salute. E volevo dire questa cosa, infatti anche per quanto riguarda la Sardegna, Alghero di per sé, quando era nata da parte degli inglesi che cercavano della salute qui in Sardegna. Mi faceva specie il fatto che per esempio la parte di Sassari, come dire, venga dopo Olbia, quando invece il mercato è stato iniziato da loro proprio lì e loro cercavano non solo benessere, diciamo così, ma proprio salute. E invece tutto questo mi sembra che non appaia. È comparso dalla destinazione?
Che risposta vuoi? Quella politicamente corretta o la realtà? Non mi tange nel caso, ecco, Ok. se è politicamente Te corretto. lo spiego molto semplice, è vero quello che hai detto, la zona dell'Alghero è stata inizialmente scoperta dai britannici per questa logica, eccetera. C'è un problema! Non c'è più il mio amico algherese. E gli algheresi sono lì, io sono un figo. Ok? Venite a trovarmi. E mentre io racconto, e sono talmente, mi autoracconto che sono un figo, le altri cambiano. Sa, questo è il nostro problema. Questo è un mercato, ragazzi, che non perdona. È gentile, facile, ma è uno che non perdona. Perché se non, come dirti, se non mi dai il servizio o quello che io mi aspetto, perché devo stare qua? Perché sei simpatico? Ragazzi, il mondo è pieno, Cioè, il nostro problema, nel caso, lo so, conosco conosco la situazione. La problematica che avevamo avuto in Alghero è questa logica di dire, venite qua, capisci? E questo è un mercato che andiamo tutti, come dirti, allora, chi di voi ha in mente andare alla World Travel Market questo anno? Una, solo? Ragazzi, si deve andare lì, Cioè, è uno che andiamo tutti gli anni, vai a pescare lì dentro, un mercato dove si va a pescare. E ogni volta ci sono più pescatori che pesci. E il nostro problema, in Alghero in particolare, è che non abbiamo fatto nulla. Il tipo di britannico che arriva in Sardegna non è il cheap, non è il hooligan, per capirci, un livello medio-alto-alto, pertanto ha più disponibilità, le interessa il mare, eccetera, per il resto, pertanto fa questa vacanza. È un po' la nostra situazione per il mercato britannico è un po' simile a quella della Corsica. La gente britannico che va in Corsica è di un livello, come dirti, culturale, sociale, economico leggermente elevato. Allora, non è che noi non abbiamo delle caratteristiche che possono essere interessanti per loro, ce le abbiamo. Il problema è che non le cuciniamo. Questo è il vero problema. E questo è un mercato che vuole non cucinarsi, vuole il piatto preparato. Tutto qua. Altro? Dimmi. Allora, io volevo chiederti un'opinione riguardo al comportamento post-acquisto degli inglesi. Nel dettaglio le recensioni. Allora, io non so se è capitato anche a voi, se avete notato questa cosa, ma mi sembra che gli inglesi abbiano difficoltà a fare delle recensioni, appunto, dopo aver vissuto l'esperienza o essere stati in un hotel. Quindi volevo capire come mai, rispetto ad altri popoli francesi o americani, gli inglesi hanno questa difficoltà, anche se magari appena terminata l'esperienza esprimono come dire, il loro entusiasmo, però poi non lasciano la recensione. Quindi a che cosa è dovuto questo comportamento? È un comportamento sociale, ovvero l'inglese è estremamente riservato. Non dimentichiamo che diciamo, uno dei pochi paesi dove in realtà c'è ancora molto la classe sociale. Okay? Nel DNA inglese c'è il riservo, il contegno. Faccio un esempio stupido, raccomando il film, quello della The Queen, dove vedi la regina. Il concetto è quello, loro non sono gente che è espansiva, devono di bere un sacco per farti di baci. Però hanno questo problema, nel senso che, problema, non è un problema, loro sono fatti così, sono molto riservati, sono pochissimi, il modo di essere, è vero, questo è vero. Dale la bottiglia perché scrivano. Ma scusa, perché quando fai il check-out, perché non le dai all'iPad che te la facciano lì davanti a te? Scusa.
Guarda che non... allora, è un tipo di gente che nel momento a caldo fa qualunque cagata, ok? Però quando dopo nel freddo ci pensa molto, il senso del pudore britannico è molto elevato, molto. Sono fatti così, sono inglesi. Tutto chiaro? L'ultima domanda, che è gratis. La successiva già è a pagamento. La Scozia è allora, uno è un paese piccolissimo come Outgoing, escono pochissimo e è tutto concentrato in Glasgow. Dimmi? Grande che cosa vuole dire? Sì, sì, ma non, come Scozia, come Wales, no. Cioè, il 60% della popolazione è in 5 città, Londra, Manchester, siamo di 70 milioni. No. Scozia ha pochissima... Non so se Ryanair ancora... magari lo sa Jarek. Ryanair è ancora a base a Glasgow o l'ha chiusa, lo sai? A Prestwick. Non hanno neanche base i tour operator, scusami, i tour operator, le low cost, c'è Ryanair. Non è un mercato di due la Scozia. Non è un mercato importante. Il mercato importante sono quelle 5 che abbiamo detto qua. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.